Ciao amici, siamo sempre nella rubrica dei cori solitari e questa sera vi voglio presentare Pierpaolo. Ciao Pierpaolo. Ciao. Allora Pierpaolo, tu cerchi l'anima gemella? Ma io non solo cerco l'anima gemella, essendo che una mia compagna da anni che vive con me, la sto amando a tal punto di volerla bene come una sorella. Per cui Non c'è più amore? no che non c'è amore, anzi, se io la amo a tal punto di volerla bene come una sorella, c'è un forte amore. Però conoscendomi bene, la storia con lei è finita. Va bene, Pierpaolo. Allora, Un'anima gemella che sia mora, che sia con gli occhi quasi scuri, possibilmente che arrivano i capelli nel fondo schiena, anche corti, ma che sia intelligente, sì, determinata, sì, e che sia sincera. sei sincera. Diciamo che come particolarità, dico, quanti anni hai Pierpaolo? Sono del 21-05-67. Facendo Quindi i calcoli, 39, il 21 maggio. 39 anni. 39, sì. E che età dovrebbe avere questa ragazza? Ma anche una diciottenne che sia maggiore. Che sia maggiore. E che sia più che altro intelligente. Secondo me lo sono anch'io, molto intelligente, ho studiato, molte lauree. Sì. Allora noi 18 anni non posso chiedere una laurea, ma facciamo 30 anni, 32 anni. Allora, diciamo un po' a questa persona che ti sta ascoltando, come sei tu. Allora, i tuoi hobby. Allora io tutti i tipi di sport li so fare, tranne la box, che ho fatto anche a box, pallavolo, e i tamburelli, una volta che si usavano i tamburelli con la pallina da tennis, Sì. so giocare a tennis, tutti i tipi di sport, tranne la box, poco, e il ciclismo. Poi tutti i tipi di sport li so fare, canoa, qualsiasi tipo di sport. Calcio, lo posso dire pubblicamente, a Caracas la sorella di mia madre si sta mettendo in contatto con Brasile, Rio, perché voglio sfidare una persona, Ronaldinho. Ah sì? Mamma mia, una persona completamente importante. Ascolta, che lavoro. Forse sarò l'unico al mondo, ma lo voglio sfidare, e su spiaggia di Rio o qua a Mondello, dove vuole lui. Voglio sfidare Ronaldo. Una grande sfida. Sì, su 5 gol gli do 2 gol avanti. Va bene. Parliamo di altro. Ascolta, che lavoro fai? Io sono qua su 1 metro di sala, banconista, e attualmente non voglio lavorare perché sono quasi ricco dentro e non mi manca niente, pure con un palo in metà. E mi voglio godere quest'estate. Nei migliori dei modi, voglio bene tutta Mondello, perché mio papà buonanima è morto a 47 anni e mi conoscono non solamente me, i miei fratelli, mia madre e mio padre. Ti piace andare in discoteca? Ma in discoteca non tanto, perché il baccano mi dà fastidio. Io siccome pratico lo yoga da quasi... Però la musica ti piace? La musica sì, ma un vecchio Lucio Battisti, De André, De Gregori, Un lento. Scocciante, i migliori cantanti. I migliori cantanti. Renato Ascolta, sì. vorrei fare una domanda, forse del tutto fuori, ma qual è il tuo piatto preferito? Parliamo di gastronomia. Un'insalata di rucola, radicchio, cicoria e tanto mais, perché io sono quasi un vegetariano. E tanta acqua, non sono alcolista, non ce l'ho con gli alcolisti, ma io bevo dai 6-7 litri di acqua al giorno. Questa persona che ti sta ascoltando sa che cosa... È una buona resistenza fisica. Sa che cosa è farti da Dicono che non li dimostro 39 anni, mia madre mi dice che per la madre siamo sempre piccoli, ma mi dice che dimostri 3. Ascolta, un'altra domanda molto importante. Per la madre siamo sempre nutriti. Ascolta, se ti verrebbe di fare... Dai il ciuccetto, non mi vuole dare, hai 40 anni. Se ti verrebbe di fare un viaggio, dove porteresti la tua anima gemella? A Rio. Dov'è? Rio, sfidare Ronaldinho, giuro. A Rio? Sì. Sempre a Rio? Brasile.
Sei innamorato di questa zona? No, sono innamorato del gioco di Ronaldinho, sinceramente. E nessun difensore al mondo ancora tuttora ci ha lavato pallone. E io, stabile Pierpaolo, non solo gli toglierò il pallone, ma su 5 gol gli do 2 gol avanti, giuro. In spiaggia. Perché a 2 anni ho iniziato a giocare, ho 39 anni. Quasi 40 anni, avevo 38 anni iniziare stabile Pierpaolo. E lo voglio sfidare. Sei dolce. Il giornale di Sicilia ha detto lo vogliamo pubblicare che sei l'unico al mondo. Mettiti in contatto, gli ho detto ai miei zii, col Brasile. Con la famiglia di Ronaldinho lo voglio sfidare. Allora, parliamo di altro, noi stiamo parlando un po' dell'amore. Che cosa ne pensi proprio tu dell'amore? Dell'amore io penso una cosa sola, che se essendo io un amore, è che l'amore sia amore, non si può dire? Non sesso, amore, la carezza. L'affetto dentro il cuore, quello è amore. Non è l'amore che arriva una sconosciuta e mi dice facciamo l'amore, no, io devo conoscerlo e quello sinceramente è amore. Tu ci credi nell'amore eterno? Nell'amore eterno sì, perché per dire a una mia compagna di, non dico nome e cognome, ma di 45 anni, che la voglio bene come una sorella, per me esiste l'amore e che duri in eterno come fratello e sorella. Ok, per Paolo, noi... Fratello e sorella l'amore non lo potranno. Allora lei mi ha detto perché? Io magari fra 20 anni, 100 anni ci sarò, non lo so, aspetta, 39, voglio arrivare a 120 anni, dai. 120 anni può essere che mi convinca a dire ti amo ancora come non fratello e sorella ma come Pieruccio sta. Ok, per Paolo. Cari amici di Stranamore Siciliano, chi fosse interessato a Pierpaolo può telefonare a questi numeri in sovraimpressione. Ciao da Maria, ciao da Pierpaolo. Ciao amici, a dopo. Ciao. Oh yeah!